notte era come un deserto, le strade tutte interrotte, tutto sembrava incerto. Il tuo futuro, il tuo lavoro, tutto appeso a un filo. In giro predatori d'oro, paura e delirio. Le metropoli inghiottivano le valli, affari senza scrupoli ad opera di sciacalli. La vita umana in cambio di beni terreni, una tendenza insana ad ambizioni senza freni. Le classi dirigenti esenti da ogni colpa, serpenti intenti ad arginare la rivolta di un popolo ormai esausto, vicino all'esplosione. Scenari d'olocausto ma senza resurrezione. Guerre per la libertà, schieramenti di forze, fra dittature e povertà in cambio di risorse che hanno gli anni contati ma tuttora fanno gola a uomini accecati dall'avidità che li divora. Mercanti di illusioni sfruttavano gli esuli, terre promesse divenute carceri. Più deboli morivano per mare, ma forse sempre meglio che a dover stare male ogni risveglio. I pilastri della civiltà crollavano, creavano i disastri monetari e ci lucravano. Tensioni razziali e omicidi motivati, scandali sessuali ma pochi li scandalizzati. Tutto questo è assurdo, come può succedere? Qualcosa di tanto pazzesco, roba da non credere. Poi mi son svegliato, mi son guardato intorno e ho capito che è già capitato, è già arrivato il giorno. È l'apocalisse, quando niente ha più senso, ma non avrà un domani. La viviamo oggi stesso, non un sogno, è la realtà di ogni giorno. alla deriva verso il punto di non ritorno. È l'apocalisse, quando niente ha più senso, ma non avrà un domani. La viviamo oggi stesso, non un sogno, è la realtà di ogni giorno. alla deriva verso il punto di non ritorno. E alquanto incredibile l'incubo che ho fatto ieri. Avrei voluto che non capitasse volentieri. La nazione in cui viveva aveva perso il suo valore. Un silenzio assordante sovrastava urla di dolore. Strade deserte portavano tutta un'ubicazione dove un gregge in pieno godimento prestava attenzione a un tizio che parafrasava storie da una finestra, mentre l'ira funesta in forma di tempesta bruciava le macerie degli ambienti circostanti. Cartelloni lubrici sbiaditi da radiazioni cedevano fantasie alquanto stimolanti a stirpe senza lume di nuove generazioni. Per potere nessuno se la tua faccia sul libro non c'era. Approvazione sulla visione che ti spettava rimessa in scena. Di profondo in fondo non c'era nulla già dalla culla in questo mondo immondo. C'è chi viveva dentro una bulla, rami ingamagliati da comizi, obbedivano sempre alla lettera gli ordini e i vari indizi che tizi rilasciavano come diversiva la masnada, che bevevano per troppa sete senza bada. Non potevo credere a ciò che vedevo e quando mi sono svegliato ho percepito del sollievo, smontato subito appena ho varcato la porta. Tutto è già capitato, la mia speranza ora è morta. È l'apocalisse, quando niente ha più senso, ma non avverrà un domani. La viviamo oggi stesso, non è un sogno, è la realtà di ogni giorno, alla deriva verso il punto di non ritorno. È l'apocalisse, quando niente ha più senso, ma non avverrà un domani. La viviamo oggi stesso, non è un sogno, è la realtà di ogni giorno, alla deriva verso il punto di non ritorno. Apocalypse to this game called rap.